Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Naufragio del Bayesian, si cerca l'ultimo corpo, quello della figlia del magnate inglese Mike Lynch. Recuperate le salme delle altre vittime, si trovavano dentro le cabine, nascoste dietro a dei materassi. Lo scafo giace a 50 metri di profondità, in azione anche un robot sottomarino. L'inchiesta della Procura di Termini Imerese da un lato e la spy story internazionale rilanciata dai media inglesi dall'altro. Auto con vetri oscurati e 007 venuti dal Regno Unito si aggirano per il paese mentre continuano gli interrogatori dei giudici siciliani che hanno già sentito il comandante dell'imbarcazione. A18 appena inaugurata ed è già subito allagata, è il destino della galleria di Letojanni sull'autostrada Messina-Catania. E a Catania prosegue la raccolta di cenere lavica, reazioni positive al decreto del ministro Musumeci che dispone lo stato di mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ma eventi di questo tipo non possono più essere chiamati emergenziali. Basta con i souvenir a tema mafioso. Ad Agrigento il sindaco ha vietato con un'ordinanza la vendita di gadget che inneggiano una cultura che non ci appartiene, dice il primo cittadino. Pronte multe e sequestri per chi trasgredisce. Nel segno di Pino, doppia tappa in Sicilia per il fratello del grande artista partenopeo, Nello Daniele, che suonerà a Noto e Zafferana Etnea. Bagno di folla per il Palermo al Barbera che davanti a 6.000 tifosi prepara la trasferta di Pisa. Catania, cantiere ancora aperto per completare la rosa a 2 giorni dall'esordio in campionato. E come abbiamo sentito dai titoli, sono in corso le ricerche dell'ultimo corpo che manca all'appello dei dispersi del naufragio del Bayesian avvenuto lunedì scorso a Porticello. Nel palermitano si cerca Anna Lynch, figlia 18enne del magnate Mike, il cui corpo è stato recuperato stamattina dopo essere stato individuato ieri pomeriggio. Ci dice tutto Emanuela Corsi. È di Mike Lynch il quinto corpo estratto dal relitto del Bayesian. Il cadavere era già stato individuato nel tardo pomeriggio di ieri. Il recupero è avvenuto soltanto questa mattina quando sono riprese le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco all'interno dello yacht di proprietà del magnate britannico affondato all'alba di lunedì davanti a Porticello. All'appello rispetto alla lista dei dispersi manca dunque soltanto Hannah, la figlia 18enne dello stesso Lynch. Nella giornata di ieri i sub hanno ritrovato i corpi di Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada. Le salme sono state portate in parte al Policlinico di Palermo e in parte nel cimitero dei Rotoli. Non è ancora stata disposta l'autopsia sui 5 corpi. Difficili e complicate in questi giorni le operazioni dei sommozzatori, sia per la profondità in cui si trova il relitto, circa 50 metri, sia per la ristrettezza degli ambienti da esplorare e la presenza di numerosi oggetti che ostacolano i movimenti. Per aiutare le ricerche dei dispersi sono arrivati a Porticello gli uomini dei vigili del fuoco impiegati nel caso della Costa Concordia. Il gruppo di sub, arrivato da Genova, grazie a strumentazioni sofisticate, ha permesso di aprire e ispezionare le cabine dei passeggeri, dando un'accelerata alle ricerche e al ritrovamento dei 5 corpi. La tragedia ha scosso la comunità locale e internazionale. Nel resort di Santa Flavia sono arrivati anche i vertici della Morgan Stanley International, giunti in Sicilia non appena hanno appreso la notizia che il presidente della banca d'affari Jonathan Bloomer e sua moglie erano tra le vittime del naufragio. Intanto i superstiti della Bayesian, secondo quanto si apprende, hanno scelto di farsi seguire nella vicenda giudiziaria da un'importante compagnia legale inglese. Non solo gli 007 inglesi sono arrivati a Porticello per le indagini sull'affondamento del Bayesian, ma nel resort dove sono ospitati superstiti ed equipaggio è un viavai di auto blu con vetri oscurati che portano a colloquio uno stuolo di avvocati, delle famiglie delle vittime, delle banche e delle compagnie assicurative, mentre prosegue l'indagine della Procura di Termini Imerese. Manlio Viola. Continuano in un'area blindata e lontana da occhi indiscreti dell'hotel Domina Zagarella gli interrogatori dei superstiti dell'affondamento del Bayesian.
È un continuo andirivieni di auto con i finestrini oscurati. Dopo gli investigatori italiani sono arrivati gli 007 inglesi e poi uno stuolo di avvocati delle famiglie delle vittime, delle società coinvolte, delle assicurazioni. Sarà però la lettura della scatola nera dell'imbarcazione il momento cruciale per l'inchiesta sull'affondamento del veliero di lusso da 56 metri colato a picco nella notte fra domenica e lunedì a Porticello. Le indagini della Guardia Costiera procedono a volte nel più stretto riservo. La scatola nera dell'imbarcazione è già stata individuata dai sommozzatori e sarà recuperata nelle prossime ore. Intanto sono state acquisite le testimonianze del comandante di tutto l'equipaggio sui rilevi radar, sulle scelte fatte in rada dall'ancoraggio alla chiusura dei portelli. Dall'osservazione del relitto appoggiato su un fianco a 49 metri di profondità si fa strada l'ipotesi della sequenza di errori umani, almeno 3, che avrebbero portato al rapido affondamento: portelli aperti, deriva ritirata e ancora malposizionamento dell'ancora. Sono queste le ipotesi. Gli inglesi lavoreranno invece più sulle cause tecniche dell'affondamento, un elemento cruciale sia per fugare i dubbi dei media inglesi che hanno parlato anche di possibilità di complotti internazionali, che per stabilire chi dovrà pagare risarcimenti milionari. Solo il veliero infatti è assicurato per 2 miliardi e i capitali delle famiglie delle vittime in gioco sono molto, ma molto più alti. Dopo la tragedia, quindi, gli interessi in gioco sono elevatissimi. E cambiamo argomento, nuovi disagi per gli automobilisti che percorrono la A18 Messina-Catania. A seguito delle prime piogge, la galleria autostradale di Letojanni, da poco inaugurata, si è allagata. Il Codacons ha presentato un esposto e chiede verifiche sui lavori effettuati durati 9 anni. Ancora Emanuela Corsi. Ci sono voluti quasi 9 anni per restituire agli utenti il tratto della A18 Messina-Catania, chiuso nel 2015 all'altezza di Letojanni a seguito di una frana che ha invaso completamente la carreggiata. Una gioia però durata poco. Le prime piogge degli ultimi giorni hanno infatti causato allagamenti nella galleria autostradale, provocando forti rallentamenti al traffico e bloccando per ore gli automobilisti in file chilometriche. Incredulità e rabbia, ma anche ironia sui social da parte di molti utenti che hanno postato i video della paradossale situazione per un'opera inaugurata in pompa magna dal presidente della regione Schifani solo poche settimane fa. Sulla vicenda vuole vederci chiaro anche il Codacons, che ha presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Messina. Cominciano le prime piogge e si allaga la Messina-Catania. Il Codacons ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Messina per accertare le responsabilità e verificare chi ha causato i danni a tutti i cittadini. Stessa situazione, anche se meno paradossale, è accaduta nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo di Sicilia, che serve anche i comuni di Calatabbiano e Mascali, reso impercorribile dalle piogge. Il presidente del Consiglio di Fiumefreddo ha quindi scritto al Consorzio Autostrade e all'assessorato regionale delle infrastrutture per segnalare le criticità e chiedere interventi urgenti. Lo svincolo autostradale di Fiumefreddo viene utilizzato ogni giorno da migliaia di persone che si recano al lavoro, serve tutti i paesi pedemontani attraversati dalla strada statale 120 ed è utilizzato da tantissimi, da migliaia di turisti che raggiungono la fascia etnea e che raggiungono la spiaggia di Marina di Cottone e di Fondaghello. Non può essere che nel 2024 questo rappresenti una trappola per chi deve entrare o uscire dallo stesso. Non solo allagamenti, ma anche illuminazione carente, muri perimetrali fatiscenti e presenza di calcinacci sulla sede stradale che collega i caselli alla strada statale 120. E ci spostiamo a Catania, dove prosegue la raccolta di cenere lavica e dopo la firma del decreto da parte del ministro Mussupei ci si chiede però come gestire eventi di questo tipo che non possono più essere chiamati emergenziali. Marco Carli. Catania e la pulizia della cenere, va ancora avanti il piano di raccolta, notte e giorno. Gema ha effettuato lo spazzamento meccanizzato nelle vie Ingegnere, ma anche in via Calatabbiano e in altre zone della città etnea come in via Randazzo. Sulle vie Piedimonte e Bronte non è stato possibile intervenire a causa del mancato rispetto del divieto di sosta. Un lavoro che prevede, in sinergia con le ditte Ecocar e Super Eco, uno stretto cronoprogramma anche nei prossimi giorni. La raccolta porta a porta verrà effettuata per le prossime 4 settimane e mercoledì sarà il prossimo giorno utile per
conferire i sacchetti davanti alle proprie abitazioni, mentre nei 4 punti mobili di raccolta cenere gestiti da Gema Spa i cittadini possono conferire i propri sacchetti di cenere vulcanica dalle 9 alle 16. Intanto la notizia delle ore scorse è la firma da parte del ministro Musumeci del decreto per disporre lo stato di mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della regione siciliana per la recente caduta della cenere vulcanica sui versanti dell'Etna. Accolto con soddisfazione dal presidente Schifani, sull'argomento è intervenuto anche il sindaco trantino. I costi che in qualche modo devono essere ristorati perché i comuni non hanno la forza per provvedere autonomamente al pagamento di queste spese. Il Codacons ha lamentato il fatto che la mancata dichiarazione dello stato di emergenza indichi una scarsa attenzione per le popolazioni interessate. Di certo bisogna capire come gestire in futuro questi eventi. Non possono più essere definiti emergenziali, sono eventi ciclici, sono eventi che pertanto impongono un contrasto di natura strutturale. Io vado avanti su questa strada che ovviamente sottoporrò poi a tutti i colleghi dei paesi etnei, perché io ho sempre in testa la dirigenza del buon padre di famiglia. Ad Agrigento vietata la vendita di souvenir che inneggiano alla mafia. Stop quindi a calamite con pupazzetti del padrino, con l'uomo con la coppola e il cartello U mafioso. Lo ha deciso il sindaco Miccichè con una ordinanza. Vigileremo, multeremo e sequestreremo. Questa è una cultura che non ci appartiene, dice il primo cittadino. Veronica Barbarino. Agrigento, capitale della cultura ma non della mafia. Il sindaco della città dei Templi, Francesco Miccichè, ha vietato, adottando un'apposita ordinanza, la vendita di souvenir e gadget contenenti riferimenti alla criminalità organizzata. Nella Sicilia dei giudici Falcone, Borsellino e Livatino, alcune attività commerciali continuano infatti ancora ad esporre souvenir che strizzano l'occhio a una sorta di esaltazione della mafia. Oggetti per i turisti che ritraggono il classico siciliano vestito in nero con la coppola e la lupara con tanto di scritto a un mafioso. La vendita di questi prodotti nel territorio mortifica tutti coloro che da anni sono impegnati nella diffusione della cultura della legalità. Mi sembra mortificare Agrigento e la Sicilia intera. Noi stiamo combattendo, stiamo lottando per la legalità. Stiamo lavorando sulla cultura della legalità. Agrigento sarà capitale italiana della cultura del 2025, ma per cultura si intende a 360 gradi tutto. Dopo la diffusione della notizia sull'emissione dell'ordinanza, nel giro di poche ore alcuni commercianti hanno ritirato i gadget e i souvenir incriminati. I vigili urbani andranno nelle varie attività commerciali di vendita di souvenir e gadget per andare a controllare. Mi sembra importante inculcare anche una specie di educazione. Anche grazie a queste azioni di tutela dell'immagine dell'isola, un vento di cambiamento sta soffiando. Infatti, molti turisti non richiedono più questa tipologia di souvenir. I soggetti che riguardano questo genere di souvenir non ne abbiamo, perché non sono più richiesti da chi viene e cerca i souvenir. Sono passati di moda. Mi fa piacere perché si vede sta cambiando la mentalità. Non siamo più associati a quel tipo di cultura che ci rappresentava come siciliani mafiosi. E a Siracusa c'è un parco dedicato alle vittime di mafia, è il Parco Bosco Minniti, che però è in completo abbandono. Numerosi cittadini denunciano le condizioni di degrado e dicono è un'offesa alla città intera. Francesco Aloi. Abbandonato a se stesso. Questo è. Il parco di Bosco Minniti è dedicato alle vittime della mafia, ma per loro più che un onore è un'offesa. Sì, perché è tutto nel degrado. Le segnalazioni oggi ci portano qui. Potremmo ribattezzarlo il parco del degrado. Sì, effettivamente sarebbe appropriato chiamarlo così, perché il parco da tanto tempo è sempre peggio. Scompaiono tutte cose. Dell'area gioco per i più piccoli resta questo, lo scivolo distrutto, ma i vandali hanno colpito anche le altalene. Poi a 2 passi ci sono i bagni, o almeno dovrebbero esserci. Mancano i sanitari, probabilmente rubati, rifiuti, pezzi di vetro e vestiti. Qui addirittura qualcuno ha acceso il fuoco. Ed è un posto lontano da occhi indiscreti dove c'è anche chi viene a drogarsi. Non c'è nessun controllo, mi allenavo sempre con gli altri tranquillamente, ad un tratto non vedo più gli attrezzi, non mi posso allenare bene, non ci posso allenare più, addirittura si sono rubati pure le tribune.
perché se le vendono a ferro per comprarsi la droga, la cocaina, è impressionante. Un parco, il più grande di Siracusa, dove a perdere anche lo sport. Il tenso statico non c'è più, i campi da gioco abbandonati. Questi paletti in ferro sono un pericolo per tutti. E poi ci sono le fioriere diventate pattumiere. E pensare che qui il sindaco aveva festeggiato la sua prima elezione. Voleva riqualificare il parco e questo è il risultato. Un 18enne, Giuseppe Curvà, è morto in un incidente stradale che si è verificato lungo l'arteria che da Comiso conduce verso Mazzarrone nei pressi della rotatoria di Pedalino nel Ragusano. La vittima, in sella a un cavallo, è stata investita da una Ford Kuga condotta da un 41enne. Nell'impatto il giovane è finito sull'asfalto ed è morto sul colpo. L'automobilista invece è stato trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare del Festival Arcobaleno a Noto e di Nello Daniele, la musica nel segno di Pino. Una grande onda arcobaleno per riflettere sui temi, sulle tematiche LGBT. Archiviata a Noto la 10ª edizione del Giacinto Festival. Francesco Aloi. Un'onda arcobaleno travolge il centro storico di Noto. Anche la 10ª edizione del Giacinto Festival è stata archiviata con un grande successo, un momento per riflettere sulla cultura LGBT+. Attraverso l'informazione, l'approfondimento culturale vogliamo cercare di abbattere gli stereotipi e i pregiudizi. Un fil rouge che lega lotta e testimonianza, l'ascolto ma anche la forza per far prevalere i propri diritti che spesso vengono negati. Se le aggressioni omofobe non sono all'ordine del giorno, poco ci manca. Basti pensare ai fatti di cronaca, 2 settimane fa 2 donne trans sono state aggredite e ancora all'inizio del mese scorso 2 ragazzi giovani omosessuali sono stati picchiati a Roma. Tra martedì e mercoledì a Noto tante le testimonianze, tra cui quelle di Patrick Zacchi e delle Karma B. E adesso si pensa già all'11ª edizione. 2 bandiere della comunità LGBTQ+. E saranno nel segno di Pino Daniele i 2 concerti siciliani di Nello, fratello del grande artista scomparso, che suonerà accompagnato da una storica band partenopea, a Noto e a Zafferana e Tennea, i 2 appuntamenti. Roberta Lunghi. Napoli è mille culture, Napoli è mille paure. I 1000 colori di Napulè e di molte canzoni di Pino Daniele saranno parte dei concerti siciliani del fratello Nello Daniele, anima mediterranea e chitarra quasi come compagna di vita, pronto a un tour con i musicisti storici del fratello. Il 28 agosto il Teatro Noto d'Estate, Collegio dei Gesuiti di Noto, il 29 l'Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana saranno i suggestivi teatri a cielo aperto del tour Che ce resta, titolo del nuovo lavoro preceduto dal singolo Acqua salata. Acqua salata mo, portaci sole, l'acqua salata che cicatrizza le nostre ferite, quindi è una contaminazione tutta mediterranea tra il jazz, il blues, il funky, e c'è un po' di tutto, e poi raccontando anche oltre le mie canzoni la mia famiglia. Con Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo alle tastiere, Marco Zurzola al sax, Claudio Romano alla batteria, si rivivranno i suoni delle canzoni di Pino Daniele e dei nuovi brani di Nello attraverso l'amore, il talento e l'anima di questo sensibile artista partenopeo, capace di innovare e creare musica che, pur rimanendo fedele alle radici napoletane, sa guardare al futuro. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio.
Allenamento a porte aperte per il Palermo che davanti a 6.000 tifosi ha lavorato in vista della trasferta a Pisa. Sul mercato vicino Sirigu e il difensore polacco Wierzewska. Marco Gullà. Anche noi lo vogliamo tutti! Ale, 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 rosa! E idillio fu tra l'allenatore del Palermo Alessio Dionisi e i tifosi rosanero, un coro lanciato sotto la curva al termine dell'allenamento a porte aperte al Barbera, 6.000 spettatori presenti ed entusiasmo alla presentazione della squadra. Il Palermo prepara la trasferta di sabato a Pisa, altra partita dal coefficiente di difficoltà molto alto. Dionisi chiede ai suoi una prova gagliarda diametralmente opposta a quella offerta a Brescia. Mercato Salvatore Sirigu è ormai ad un passo dal ritorno in rosanero, manca solo qualche dettaglio da limare. Per la difesa piace Wierzewska del Cagliari, duttile difensore polacco. Trattativa in fase avanzata, l'ufficialità potrebbe arrivare a breve. Piace anche un altro ex, João Pedro, ma è duello con la Salernitana. E in Serie C il Catania è la prima a scendere in campo, ma i lavori sono in corso per completare la rosa. In casa a Messina arrivano un portiere e un attaccante. Marco Carli. Si avvicina l'avvio di campionato per la Serie C. La prima squadra a scendere in campo è il Catania, che sabato è atteso dal Sorrento a Potenza. I giocatori hanno mostrato segnali importanti, qualità di carattere che hanno consentito di superare il turno di Coppa col Crotone. Una squadra di combattenti che però va completata, come risaputo, i 4, Montalto, Jimenez, Lunetta e Guglielmotti, che già si allenano, più una rida di nomi che emergono come sempre negli ultimi giorni di trattative aperte fino al 30 di agosto. Di certo la questione legata alla rosa da sfoltire resta prioritaria. Il nome sicuro è quello di Buà. Quando il giocatore ha parlato con Faggiano ha espresso il desiderio di andare a giocare in B e questo avverrà, andrà alla Carrarese. Possibile anche una percentuale sulla futura rivendita. Fra gli altri che non fanno parte del progetto ci sono giocatori che vogliono aspettare fino agli ultimi giorni per cambiare squadra e magari provare a tenere la società col fiato sospeso, ma bisogna vedere quale sarà appunto la decisione del club, che potrebbe anche esercitare il pugno duro e tenere i giocatori sotto contratto ma senza farli giocare. Insomma, mercato non facile a cui Faggiano sta provando a dare il senso giusto per il Catania. In casa Messina, accordo fatto con il Frosinone per Luciani, che torna e farà la prima punta. Crapicas, il nuovo portiere, arriva dal Cerignola, rimane in bilico la posizione di Franco, che interessa sempre al Picerno, mentre potrebbe tornare l'esterno d'attacco Rosafio. Messina in casa col Potenza domenica. Il Trapani ha intensificato la preparazione in vista dell'esordio lunedì sera a Foggia. Sempre attenzione al mercato da parte della società, che ha ufficializzato l'ingaggio del difensore di fascia Federico Vaglietti, di proprietà del Genoa, dal quale è stato prelevato con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Ed è stata una super partenza nella Champions League del futsal per la Meta Catania, che ha superato per 9-1 l'Europa FC nel round preliminare del girone E. Un match senza storia che la formazione etnea ha dominato. I rossazzurri sono attesi ora dalla sfida con i norvegesi dell'Utleria Idreslag. Una vittoria che, oltre a consolidare il primato nel girone, alimenterebbe anche le chance qualificazione per gli etnei. E adesso una notizia che ci riguarda da vicino. Si è spento questa mattina Carlo Lazzara, papà della nostra collega Giusy Lazzara. I funerali si svolgeranno domani alle 16:30 nella chiesa dei Santissimi Martiri Inglesi a Sant'Agata Libattiati. Tutti noi ci stringiamo nel dolore a Giusy e ai suoi familiari. Il telegiornale si conclude qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.